Gozzi di Wine, torniamo a Roma e ci fa piacerissimo portare tante aziende toscane, compresa quello di Claudio. Siamo nel Montecucco, in Maremma, però il tuo passato è un passato che ci interessa molto, perché in questo momento nel mondo del vino si parla sempre di minerale, di terroir, territorio, e tu nel tuo passato eri? Ingegnere minerario, Ecco, e quindi ho lavorato, ero un dirigente di una società petrolifera, poi sono andato in pensione e ho continuato a fare le stesse cose, ma divertendomi di più, come consulente sia per l'Unione Europea che per la Banca Mondiale, quindi insomma a livello... in tutto in giro per il mondo. E quindi quando tu hai passato una vita, quindi insomma diciamo fra i minerali, il sottosuolo, lo studio, quando si parla di un vino minerale è molto improprio oppure c'è un qualche grado di verità? C'è tanta verità, ma a me poi per il vino mi ha fregato mia moglie. Quello sempre. Ma lì basta accettarlo dall'inizio senza combattere, dico io. Arrendersi subito fa meno male. Arrendersi subito. E quindi ci siamo buttati in questa avventura. Nel 2010 abbiamo piantato, per cui siamo una società giovane, anche si fa per dire i capelli bianchi, non ce l'ho, però sarebbero bianchi se ce l'avessi. E quindi siamo una società molto giovane e abbiamo il Sangiovese, in quanto in Toscana non puoi non avere il Sangiovese, e lo Shiraz perché la signora è australiana e quindi quasi il vitigno, se lo sono preso da Rodano, il vitigno nazionale. Secondo me gli fanno le flebo da piccoli. Sì, sì. Questo spiegherebbe, infatti un Syrah di grande carattere, di grande intensità, ma soprattutto questo stiamo bevendo è bianco ma è Sangiovese. L'idea di fare il Sangiovese in bianco? Sempre venuta lei che deve fare qualcosa di nuovo e vuole un po' sorprendere e mi pare che ci sia riuscita. Sicuramente Sangiovese in bianco c'ha questa nota speziata, c'ha questo lieve nota floreale che ricorda effettivamente Sangiovese, ma soprattutto in bocca è una struttura molto piacevole, un bianco un po' truccato dal rosso, nel senso c'è una struttura che si può anche usare. Molto sapido in bocca. Sì. Cosa di mineralità. Qui si può parlare di mineralità in questo vino? Direi proprio di sì. Se me lo dice l'ingegnere io lo posso prendere per buono. Invece ecco, il Syrah, ora lei è australiana, sua moglie, quindi lo possiamo capire, invece a lei del Syrah cosa piace? A me piace molto, per esempio, questo Shiraz, che è il nostro vino top di gamma. Quindi il Galfridus, selezione del saggio. Ho fatto anche un anno di legno di secondo e terzo passaggio e per me è un vino da meditazione. Cibo, non cibo, io mi siedo, un bel libro e sto alla grande. Beh, in effetti è un vino ampio, potente ma non eccessivo, soprattutto perché uscite col 2014. Non è aggressivo. Effettivamente non sembra fatto da un'australiana, ora mi fulmina dall'altra parte. È più sulla linea degli Shiraz del Rodano. Esatto, quindi la vicinanza ovviamente e anche il territorio, effettivamente è un vino di un'eleganza e di una piacevolezza, proprio quello che ci vuole per una serata estiva come questo. Grazie mille Claudio. Prego, grazie a te.